Gentili spettatori, benvenuti all'appuntamento con questa gara di calcio 5, oggi sabato 7 dicembre, 12ª giornata di andata del massimo campionato maschile. Le squadre in campo sono quelle del Color Max Pescara, che giocherà da destra verso sinistra contro il Lynx Latina. Maglia rossa quella di Piero Basile, che non solo ha gli uomini contati, ma praticamente in mezzo al campo ha quasi tutta un under 19, squadra smobilitata in gran parte, non in gran parte, in grandissima parte, tante assenze pesantissime anche in casa abruzzese, perché mancano Misaeu, per essere più precisi con la pronuncia esatta, e Dall'Onder. Misaeu, tra l'altro, il capocannoniere solitario della Serie A con 13 reti, molte delle quali spettacolari. Dall'Onder tutti e due squalificati, manca da tempo Fabinho per infortunio. Poi vi daremo tutto l'elenco invece della squadra pontina, che deve fare a meno anche, a parte le partenze, di Lo Cicero Johnny infortunati e di Anas, il bravissimo Anas, squalificato, quindi ridotta ai minimi termini la formazione nerazzurra, che ripeto indossa una casacca rossa, che in campo ha Aiello con la maglia numero 3, Alemao numero 10, numero 13 Janos Rabel, l'ungherese, e Federico Palmeggiani. Già pressione pericolosa della formazione di casa. In porta c'è un giocatore assolutamente abruzzese, cioè Alessio Menichella di Montesilvano. Ma il portiere in effetti poi non c'è, perché abbiamo notato che la partenza è col portiere di movimento. Questo era il quintetto che avrebbe dovuto presentare Basile, evidentemente ha già provveduto a sostituire il portiere titolare. C'è una prima conclusione dalla distanza di Dudu Morgado, che va fuori di poco, ci ha provato, ha visto che c'era il cambio volante della formazione di Latina. Entriamo in cronaca diretta. Per quanto riguarda i locali invece, il tecnico Palusci ha schierato il numero 13 Leandro Ferreira, naturalmente il capitano Coco Smith, che è ancora ai postumi del problema alla caviglia, però lui vuole esserci a tutti i costi. Ha acciaccato anche Dudu Morgado, ma anche lui c'è, 38 anni suonati, ma insomma un coraggio che gli riconosciamo da sempre. Con numero 14 lo spagnolo Sergio Parra, e naturalmente tra i pali Piero Mazzocchetti. Il recupero della squadra locale, poi andremo con i dettagli che riguardano soprattutto la squadra ospite, che viene da un periodaccio che è un po' abbandonata al suo destino, considerando la situazione dell'organico a disposizione di Basile, che è uno dei pochi, tra virgolette, sopravvissuti, il mister con alcuni, tra virgolette, di buona volontà. Intanto c'è una conclusione interessante della formazione ospite, che ci metterà l'anima sicuramente per onorare, come si dice in maniera un po' retorica, però anche veritiera, la maglia. Il tiro è stato dell'ungherese Rabel. Si riparte ancora con il portiere di movimento, del resto deve provare tutto quello che può il tecnico Basile. Seguiamo questa azione con il capitano Alemao, che parte dalle retrovie. L'azione si sposta sul settore sinistro, comunque sotto controllo. Naturalmente sono 3 punti preziosissimi in chiave salvezza, questo scontro diretto. Vedremo chi la spunterà. Si riparte sempre da Alemao, che è un po' un factotum, un play che è voluto comunque rimanere. Fallo laterale in favore dei locali, che in classifica hanno 12 punti, 3 in più del Latina, che nella parte iniziale di questa stagione non aveva fatto male, anche perché il roster assolutamente di qualità. Poi le cose sono andate via via sfaldandosi, quindi Lynx Latina adesso ha davvero gli uomini, tra virgolette, della prima linea contatissimi. Poi oggi mancano anche 3 elementi, come abbiamo già detto poco fa, 2 per infortunio e 1 per squalifica, ma poi vi diremo tutta la lista degli assenti. Intanto Mazzocchetti esce
in tempo utile, rischiando di un po' sfasciare la telecamera del nostro Massimo Lupacchini, che per un attimo ha temuto il peggio. È andata bene. I danni li avremmo fatti pagare al portiere del Color Max Pescara, e questo è il minimo. Andiamo avanti, 0-0, sono passati circa 3 minuti, niente di particolarmente interessante. Attenzione, questa buona occasione, sono stato subito smentito, che è capitata al portiere di Movimento, che è identificabile con Gianluca Greco, classe 2000. Bravo comunque Mazzocchetti a dirgli di no. Sono tantissimi giovani, almeno a giudicare dalla distinta che abbiamo a disposizione con le età individuali. Ancora Greco, è tutto solo, può concludere ancora Mazzocchetti, la buona opportunità sulla replica degli ospiti, bravissimo Dudu, sta rischiando grosso il Color Max Latina, che avrebbe meritato anche di passare in vantaggio, che ha avuto 3 ottime occasioni, l'ultimo tentativo dei quali è stato opera di Rabol. Ancora Greco lasciato colpevolmente solo, sta dormendo un po' la difesa del Color Max Pescara in questo avvio, la porta è quasi libera, poi recuperato Alemao. Le opportunità maggiori sono capitate tutte sui piedi di Greco, o quasi tutte, con Mazzocchetti pronti e salvifico, perché il Color Max ha rischiato davvero grosso. 2 squadre veramente molto rabberciate, sta un po' meglio sicuramente il Color Max rispetto alla squadra di Latina, che sta orgogliosamente giocando anche un buon calcio a 5 in questi primi 4 minuti del primo tempo. Il punteggio però è bloccato sullo 0-0, Palmegiani dà indietro dalle Mao, che scaraventa verso Rabol, che però non può assolutamente agganciare una palla che termina fuori. Si ricomincia da Andrea Ferreira, non abbiamo fatto in tempo neanche a dirvi che è in campo a completare, con Mazzocchetti, che subito la squadra in maglia rossa ha avuto le sue chance. Sta mettendo tanto cuore, come spesso succede quando ci sono molti giovani in campo. Attenzione a questo attacco, Rabol, occasione doppia finta, Dudu recupera con tanto mestiere, ma ha rischiato di nuovo grosso dopo il bel allungo di Miserina, Daniel Miserina, anche lui giovanissimo, classe 2001, che aveva offerto all'ungherese la palla gol. Bravo ancora Rabol, che ha 30 anni. L'occasione ancora per Miserina, che perde palla, cerca di organizzarsi un po', la Color Max non ha mai concluso in porta, fa tutto il capitano Coco Smith, che credo che nei prossimi giorni compirà 35 anni, da un buon capitano che ha voluto esserci sempre, anche con la caviglia da zampogna come un mese fa, a sorpresa anche contro le indicazioni dello staff medico. Ma attenzione, ancora gli ospiti, e questa volta passano in vantaggio, niente da fare per Mazzocchetti, 1-0, lasciato ancora una volta completamente solo Palmegiani, la mette dentro, 1-0 per gli ospiti quando scocca il quinto minuto, e c'è già un time out richiesto da Palusci. La squadra del Color Max ha subito questo 1-0 con merito, in vantaggio in Latina con i gol di Palmegiani. Bene, riprendiamo, insomma in evidente difficoltà il Color Max Pescara, che viene tra l'altro da 5 risultati utili consecutivi, con 3 pareggi e 2 vittorie, 3 pareggi sul campo dell'Arzignano e anche su quello dell'Aniene, pareggio interno col Mantova, successo a Genova, successo interno contro il Padova negli ultimi 5 turni, come dicevamo, per un totale di 3 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. 37 più questo gol, 51 gol subiti più questo gol 52, 37 le reti realizzate contro le 32, adesso 33 del Latina, che di reti ne ha subite 48 e ha 9 punti in classifica. Ne ha vinte 3 fino a questo momento, non ha mai pareggiata nessuna. Attenzione nella conclusione con un gesto rabbioso di Leandro Ferreira, fuori di non molto, è il primo tentativo della squadra abruzzese, che adesso rischia di nuovo, comunque recupera Dudu Morgado.
Dicevamo delle sconfitte di una squadra che non ha mai pareggiato, quella pontina. 3 vittorie, 0 pareggi, 8 sconfitte, di cui ben 8 su 8 nelle ultime 9 partite, con una sola vittoria sul Lido di Ostia. Ma riprendiamo la cronaca diretta, sono passati 5 minuti e mezzo. Latina, ripetiamo, meritatamente in vantaggio con la rete di Palmeggiani, palo gol, niente da fare per Mazzocchetti, protagonista in positivo in precedenza. Questa conclusione di André Ferreira e Sbilenka, niente da fare, si riprende a giocare con gli ospiti che ripartono dal lancio di Menichella. Vedremo se la squadra di Basile riproporrà il portiere di movimento, che ha fruttato almeno 4 palle gol clamorose e poi un gol inevitabile. E vedremo come dopo il time out la formazione di Palusci riuscirà a organizzare quello che non è riuscita a fare. Proprio una squadra che di solito lo è, molto compatta, e lo ha dimostrato nelle ultime giornate. È entrato anche Pierluigi Galliani, che adesso tocca palla, come vedete, capitano Coco Smith. È chiaro che come per gli ospiti, le tante assenze di giocatori che non ci sono più, di cui faremo nome fra qualche istante, ma per quanto riguarda gli abruzzesi, le assenze non solo di famiglie dall'Onder, ma soprattutto quella del capocannoniere Niseu si fa sentire. Attenzione a questo contrattacco, ci riprova sì in superiorità numerica con il portiere di movimento, il quinto attaccante, la squadra di Basile. Si ripropone con la casacchina blu, anzi nerazzurra per essere più precisi, Palmeggiani, che è l'autore dell'unico gol fino a questo momento, quando sono scivolati via 17 minuti. Mazzocchetti la prende in maniera un po' fortunosa, comunque la palla va fuori, si riparte da Alemão, giocatore inossidabile. Alemão, Giulio Cesar Simonato Cordero, pensate, classe 76, 44 anni, verso i 44 anni, 43-44 anni, senza dimenticare il Marzio 52enne dell'Arzignano, giocatore semplicemente fantastico. Si ricomincia con questo tentativo di Leandro Ferreira, uno degli ultimi arrivati tra le file della squadra di Pescara, ex Civitella Casanova, lo ricordiamo sempre. Bella questa conclusione di Pierluigi Galliani, non è riuscito a sorprendere Menichella, però il tiro era abbastanza teso, sul palo giusto, perché Menichella era ben appostato, c'è solo angolo. Ancora deviazione di Galliani che sfiora il gol, ci ha provato 2 volte su 2. A ritroso Leandro Ferreira, che scaraventa sulle tribune, però il colpo incoccia la gamba di Alessandro Aiello, 20 anni, classe 99. Approfittiamo per ricordare la lunga lista dei giocatori che il Latina non ha più, si sono accasati di qua e di là: Pedrigno, Bissoni, Juan Carlos da tempo, Mazzoni, già da tempo anche Casassa, che Giapo Pilloni, insomma squadra falcidiata letteralmente rispetto a quello che era dalle partenze. Ci sono aggiunti anche, come abbiamo detto già un paio di volte, gli infortunati Locice e Regioni, oltre allo squalificato, un giocatore di assoluta qualità come Anas, qualcuno dice Anas, molti pronunciano Anas, un turno di squalifica coincide proprio con questa giornata. Allora abbiamo visto fare delle ottime cose, tutto il fiuto del gol, tanta qualità. 8 minuti se ne sono andati via, 0-1 qui a Pescara tra Color Max e Lynx Latina. Attenzione a questo attacco di Leandro Ferreira, portiere Menichella esce proprio al limite, rischia tantissimo il fallo di mani, contrattacco pericoloso, bella questa finta, poi l'esecuzione a 2 metri dalla porta, finisce fuori. Di Aiello si lamenta col direttore di gara di aver ricevuto un po' di pressione alle spalle, in effetti è vero, però c'era anche il vantaggio non concretizzato dopo con una
palla che è terminata fuori, forse anche perché gli ha dato fastidio la pressione di cui sopra. Comunque altra opportunità per gli ospiti, ci riprova per la terza volta, questa volta in questa circostanza in maniera imprecisa, Pierluigi Galliani. Si ricomincia dall'abruzzesissimo Menichella. Su un fallo di Ferreira, una spallata eccessiva, è rimasto a terra, vediamo di chi si tratta, battuto la testa però, il capo sul parquet, viene soccorso, vediamo di chi si tratta. Eh sì, si tocca dietro il capo, costretto a uscire. Palmeggiani, l'autore del gol, Federico Palmeggiani. Questa punizione, la lunga rincorsa di Alemao, è rientrato Greco con la maglia numero 21. Greco ha avuto almeno 3 opportunità in avvio di gara. Lunghissima rincorsa di Alemao, ci prova ed è gol! Completamente addormentata la squadra locale, palla nell'angolino, quindi Alemao raddoppia quando siamo giunti all'8° minuto e 40 secondi del primo tempo. Il Latina, a sorpresa, considerando le tante assenze, vince 2-0 qui a Pescara contro una Color Max sicuramente altrettanto decimata, ma non nelle condizioni della squadra di Basile, che sta vincendo 2-0. Tutti a guardare l'esecuzione, un piattone di precisione, non era angolatissimo il tiro, teso sì, ma insomma è passato tra tante gambe. Azione personale di Leandro Ferreira che non si concretizza. Menichella è attento, il lungo lancio non preoccupa Mazzocchetti, che controlla la palla che termina sul fondo, chiede scusa Palmeggiani, che è rientrato, quindi tutto a posto. Questa è una buona notizia dopo il colpo al capo. Squadra appannata, quella del Color Max Pescara, che non riesce a trovare le giuste dimensioni di un match che lo vede sotto di 2 gol. Squadra che soprattutto non riesce a trovare la concentrazione adeguata al di là dell'organizzazione. Probabilmente deve sbloccarsi. Andrea Ferreira parla per Galliani col destro, non è il suo piede, comunque c'è una deviazione evidente, quindi calcio d'angolo, infatti così è. Galliani ci riprova, la palla va a cozzare sul corpo di Dudu, che la recupera e poi la distribuisce indietro. Galliani non aggancia, la palla va in fallo laterale. C'è un time out, un secondo time out richiesto stavolta dal Basile. Vi ricordo che i direttori di gara sono Pasquale Marcello di Falcone, provincia di Foggia, Luigi Fiorentino di Molfetta e il crono è Gabriele Gerardi di Pescara. 0-2 il cronometro e il tabellone dicono 10 minuti e 09 la conclusione del primo tempo di una partita dove da padrona la fa sicuramente l'assenza, la parola assenza di tantissimi elementi su cui ci siamo intrattenuti più volte nell'elencare e nel ricordare su entrambi i fronti. Certo, chi sta messo peggio, tra virgolette, è proprio il Latina, che ridotto ai minimi termini, al di là dei partenti, anche degli altri assensi sopravvissuti, tra virgolette. Pesantissime anche le assenze, come ho detto, anche dei locali. Iseu su tutte, poi anche Dall'Onder, che tra l'altro sta crescendo, un pivot prelevato dal Sesto, dove è stato capocannoniere la passata stagione in A2. Manca anche, ma ormai da tempo, l'altro pivot Favigno, quindi è una squadra un po' arrangiata quella di oggi. Squadra che sta arrancando un quarto di partita, se n'è andato e il Color Max Pescara deve rimettere a posto le idee, e così chiaramente non va contro un Latina pimpante, coraggioso, orgoglioso,
che sta meritando il vantaggio, ha avuto più occasioni, 2 ne ha messe dentro. Vi ricordo i marcatori: al quinto Palmegiani, all'8° e 20 secondi Alemao direttamente su punizione con una leggerezza difensiva francamente stucchevole. Erano tutti là ammucchiati e la palla si è infilata nell'unico pertugio possibile. C'è qualche problema per asciugare un angolo del parquet del Rigopiano Palascorrano di Pescara, che quest'anno ospita ben 3 squadre di calcio a 5 di Serie A. Ieri ha giocato proprio qui l'Acqua e Sapone Unigros, battendo bene con una bellissima partita un avversario come il Meta Catania, che era capolista. È stata scavalcata la formazione rosso-azzurra proprio dall'Acqua e Sapone Unigros a termine di una gara ottimamente disputata agli uomini di Bellarte. Gioca anche il Montesilvano femminile, naturalmente la domenica, squadra di Aldo Di Pietro e vice capolista. Questo torneo con grandi tradizioni e successi, squadra blasonata dai tanti titoli. Si può finalmente riprendere dopo questa pausa. Attenzione, perché Mazzocchetti è fuori dai pali, stava marcando l'uomo in più degli ospiti, ha anticipato tutti, però ha rischiato perché la porta era libera. Si riparte da questo lungo lancio e ancora in Latina pericolosamente vicino al 3-0, con Greco che è servito di prima intenzione. Rabol, mi è sembrato, sì, che ha calciato fuori di pochissimo. È irriconoscibile il Color Max Pescara in questa fase di gioco, una squadra che è sempre molto attenta, concentrata, prende bene le misure su qualsiasi avversario. Oggi contro un manipolo di ragazzi sta trovando tantissime difficoltà, difficili da spiegare. Recupero di André Ferreira, la palla per Capitan Coco, che se la vede soffiare, rimessa per Color Max Pescara. Dudu Morgado, Sergio Parra che vuole ancora la sfera a disposizione, Coco Smith, probabilmente c'è un fallo, sì, fallo indiscutibile, intervento irregolare di Rabol, che ha chiesto scusa a Parra. Azione un po' tardiva, comunque c'era indiscutibilmente. 9 minuti e 14 secondi da giocare in questo primo tempo. Vi ricordo ancora il parziale: Color Max Pescara 0, Lynx Latina 2. Dudu, palla di ritorno, copre bene con Rabol il quintetto di Basile e poi l'arbitro assegna un po' curiosamente la rimessa agli ospiti. C'era stata forse un'ultima deviazione di Parra, pressione molto alta, proprio Capitan Coco Coco Smith sta cercando di scuotere i suoi con questa pressione altissima che ha messo in difficoltà il Latina, che ha già riproposto il quinto attaccante. Rabol salva Mazzocchetti. Per l'ennesima volta è il Latina che ha l'opportunità di arrotondare. Ci aspettavamo un Color Max così in affanno, considerando i problemi in casa Latina, che invece sta facendo un figurone. Alemao, Coco devia, palla Palmegiani, Parra devia in fallo laterale sotto i 9 minuti abbondantemente. Ancora in Latina, bello questo servizio per Greco che si libera di Dudu Morgado e poi però sbaglia tutto incrociando eccessivamente, troppo largo l'appoggio verso la porta è libera adesso. Invece sul fronte opposto Parra ci prova, viene scheggiata la sua conclusione da Alemao in calcio d'angolo in favore del Color Max Pescara. Si è fatta
pericolosa la squadra di Palusci, che probabilmente cambierà marcia ben presto, perché non può essere questa la sua giornata, al di là delle assenze. Comunque si bilanciano abbondantemente con quelle della squadra pontina. Ancora un calcio d'angolo, palla verso Dudu, di nuovo qualcuno che l'anticipa, Palmegiani, di nuovo angolo, di nuovo Coco. Palla che non passa, non filtra, poche idee. Infatti Coco è costretto a dare indietro a Parra, addirittura si ripartirà da Mazzocchetti, si cerca spazio, compatta la squadra di Basile. Bravo il mister Basile a disporre la squadra come meglio non avrebbe potuto. Iniziativa di Parra con molto coraggio, un Palmegiani brillante e determinato, dice di no, mette il piede giusto al momento giusto. Parra, Leandro Ferreira, bella questa azione, fa tutto da solo e poi la sfera attraversa tutto lo specchio della porta, qualcuno comunque deviato, ancora Palmegiani, mi è sembrato l'ultimo a toccare. Rieccoci al calcio d'angolo, questa volta Coco alza, Parra così così, smanaccia Menichella, Parra recupera, sfera però persa, 2 contro 2, adesso si ricompatta la difesa del Pescara e così il Latina è costretto a ripartire da Alemao, che sta dosando le sue energie, è tornato tra i pali, tanto Menichella, Coco anticipa tutto, poi si scontra con Alemao e commette fallo, gamba tesa, si prende anche il cartellino giallo. Sul fallo non si discute, sul giallo qualche cosa da ridire, francamente è sembrato eccessivo questo intervento del direttore di gara fiorentino, no scusate, Pasquale Marcello Falcone di Foggia. Forse perché il piede a martello, ma non era proprio così netto il tutto. Alemao comunque si è ripreso, sta bene, siamo semplicemente al secondo fallo dei locali, ospiti ne hanno commesso uno solo, mancano 7 minuti esatti in questo istante, alla fine del primo tempo, parziale di 0-2 tra Pescara e Latina. Porta libera, ci riprova Parra dalla distanza, qualcuno devia in fallo laterale per la rimessa in gioco di Andrea Ferreira, che non trova compagni, rischia i 4 secondi, che dopo le ultime regole si riprende a contare quasi subito, sono diventati praticamente 3. Senza idee, così approfittano gli ospiti che vengono in avanti ancora con Palmegiani in 2 tempi. Mazzocchetti, non era un tiro forte anche perché smorzato in parte, però Palmegiani bravo nell'anticipo, sicuramente tra i migliori. Leandro Ferreira, Sergio Parra, idea è buona, attenzione, per poco non ci arriva Andrea Ferreira, anticipato in extremis da Aiello che salva Baracchi e Burattini. Ancora Aiello, lungo lancio preciso in direzione di Rabol, che combatte con molta grinta. Intanto si ripropone il portiere di movimento con Casacchina affidata a Greco, che si libera spesso e volentieri. Laterale e per attenzione con Coco per i locali, stiamo dicendo, bravissimo Coco, di prima intenzione, altrettanto bravo giocatore con la fascia come lui, però sul fronte opposto Alemao che salva tutto praticamente quasi sulla linea, sarebbe stato sicuramente gol. Retropassaggio in direzione di Andrea Ferreira,
L'attacco di Galliani, ci prova Menichella in angolo. L'arbitro va a controllare, forse c'è da asciugare il campo. Il buon Pasquale Orlando si attiva subito non direi, ritmi un po' lenti, un po' come la sua squadra. Ce l'ha fatta. Galliani, l'impatto è completamente sballato, palla altissima, lunghissimo rilancio, Mazzocchetti chiama palla, nessun problema per lui. Dudu Morgado, Carlos Eduardo Morgado, detto Dudu, eccolo qua in azione, cerca di svegliare un po' i suoi, lui che ha sempre una gran voglia di fare, di giocare. A giugno ha compiuto, come dicevamo prima, 38 anni, ma ne dimostra molti di meno. Eccolo qua, giocato anche con la nazionale italiana. Il tiro, palla che termina fuori, non di molto, almeno ci ha provato, però il risultato non si sblocca. Il risultato, almeno il parziale che riguarda la squadra di casa, sempre a 0 rimane. 2 sono i gol invece degli ospiti, firme di Palmegiani e di Alemao. Il tempo sotto i 5 minuti, 4-4-4 per essere precisi. Leandro Ferreira, pochi sbocchi, abbottonatissima la squadra in Latina, che però ha un contropiede graffi e come, con le transizioni oppure con l'attacco, un uomo in più, di momento che ha messo in difficoltà la formazione abruzzese. Perde palla Leandro Ferreira, pericolosamente Rabol, cerca lo spazio per il tiro, dice di no, prima Dudu, poi ci pensa invece Mazzocchetti a dire il secondo no agli ospiti, che sono resi pericolosissimi nel tentativo di Tapin di Greco, che non indossa più la casacchina del portiere di movimento. Lungo lancio di Leandro Ferreira, chiede scusa alla panchina, questo appoggio improprio. Torna subito in campo il capitano Coco Smith, che ha avuto modo di riposarsi forse un minuto appena. Galliani in anticipo, 3:54 da giocare, 0-2 qui a Pescara tra Color Max e Lynx Latino. Bel lancio in avanti, c'è Mazzocchetti che fa buona guardia. Galliani smista per Coco Smith. Dudu, pressing aggressivo dei giovanotti, che non è cantante ma proprio per indicare il gruppo di Basile, che sta dando l'anima, forse anche di più, per evitare gol. Lo sta facendo bene, ha rischiato pochissimo in questi primi quasi pieni 17 minuti, meritando il vantaggio. 2-0, è un risultato pulito tra l'altro, anche perché al di là dei gol ha avuto qualche altra opportunità. Palla restituita intanto al Color Max Pescara, che deve scuotersi, che non è questa la squadra che conosciamo, al di là delle assenze. Coco, Andrea Ferreira supera il suo avversario, la porta vuota e poi c'è forse un fallo di mano involontario di Greco, che fa tutto da solo. Recuperano però i giocatori locali. Sembrava attaccato al corpo il braccio, quindi gli arbitri hanno deciso per la regolarità dell'azione. C'è stata una timida protesta dei locali, niente di più. 2 minuti e 45 secondi. Ferreira, bella la girata, però troppo centrale e debole. Menichella è attento. Rabol contro Galliani, una serie di finte, poi scarica
sul nuovo entrato, quindi anche un altro cambio, Matteo Chittaro, maglia 35, soltanto del 2002, 17 anni, e questa nostra identificazione la dice lunga su quello che ha a disposizione Basile, che ripetiamo sta facendo una gran bella figura in questa prima frazione. Vedremo se che cosa cambierà nella ripresa. È entrato intanto con la maglia 21 il teramano Ferraioli, che sta dimostrando un buon avvio di presenza. Eccolo qua, ancora lotta su tutti i palloni, poi però travolge con il suo impeto da Torello il suo avversario, ed è il terzo fallo dei locali, messo KO il suo avversario Emanuele Ferraioli, 25 anni. Sta provando di tutto il tecnico Palusci, che come il suo collega avversario Basile sull'altro fronte non è che abbia chissà quali scelte. È entrato adesso Loris Santacroce al posto del citato Ferraioli, un cambio immediato, minutaggio minimo di Ferraioli, ragazzo di Pratola, che lui molto giovane, classe 99. Leandro Ferreira ruba palla, Greco, poi la conclusione della distanza, questa volta sembrava fallo di Alemao, che dice no, l'ho toccato con la spalla, però la conclusione con il portiere Menichella rientrato tra i pali e di Dudu Ferreira. Ancora Dudu ci sta provando adesso con tutte le sue forze la squadra di casa, che non è stata fortunata, non poteva prendere il pallone con le mani ovviamente Alemao, ci è andato con la spalla, gli arbitri avrebbero optato per questa interpretazione. Poi chiaramente dipende dall'angolazione, dalla nostra è impossibile vedere bene, abbiamo avuto la sensazione del braccio, ma lo stesso giocatore capitano ha indicato la spalla, gli arbitri hanno optato per questa, abbiamo detto, interpretazione. Comunque le proteste sono state anche qui blande. Un minuto da giocare, sempre 0-2, sta crescendo il Color Max Pescara in questa fase finale, si sta provando, meriterebbe forse qualcosa in più, ma la formazione in maglia rossa è pericolosissima nelle ripartenze, quindi bisogna stare attenti in casa Pescara. Vediamo un po' Andrea Ferreira, eccolo qua il gol che arriva, 2-1, niente da fare questa volta, un gol di precisione dell'esperto Andrea Ferreira, ex Caos, ex anche Montesilvano, 31 anni. Ferreira accorcia le distanze a 50 secondi dalla fine del primo tempo, 1-2. Avevamo detto poco fa, era in fase di crescita una sbiadita Color Max Pescara, che invece nelle ultime battute era sembrata più concreta, aveva sfiorato il gol con due occasioni salvate sulla linea, entrambe da Alemao, tutte e due le circostanze, e Pescara è arrivato al gol dell'1-2. Probabilmente sarà un'altra partita nella ripresa, perché va spegnendosi il primo tempo, anche se Aiello combatte, riesce a mantenere il possesso di palla, che poi assegna al suo capitano. Bel gol di Ferreira di precisione nell'angolino imprendibile per Menichella. Attenzione a Greco che ci riprova, però sventa la minaccia Ferreira, che allontana Alemao, perde tempo, poi però scarica sul suo compagno Rabol, che dà una gomitata di Dudu che si lamenta. 4 secondi, si finisce qui il primo tempo, probabilmente proverà dalla distanza, infatti è così, l'idea è buona, ma ormai il primo tempo si esaurisce qui, suona la sirena, inutile questo tiro di Andrea Ferreira, autore del gol preziosissimo in chiave secondo tempo, proprio allo scadere di Andrea Ferreira. Ripeto solo il risultato del primo tempo: con Max Pescara 1, Links Latina 2, le reti per gli ospiti palmeggiani e di Alemao, per i locali di Andrea Ferreira dopo. Secondo tempo qui al Pala Rigopiano Palascorrano di Pescara, Color Max 1, Links Latina 2, il parziale ve lo ricordo, vi è l'austerità. Ricordo ancora il direttore di gara, che sono Pasquale Marcello Falcone di Foggia, Luigi Fiorentino di Molfetta, Crono Gabriele Gerardi di Pescara. Parte in attacco la squadra di Palusci,
fatto rientrare subito Loris Santa Croce, utilizzato solo in coda alla prima frazione che ha visto un buon Latina. Abbiamo parlato a più riprese delle tantissime defezioni, di quelli che non ci sono più perché sono andati via, ceduti ad altre società, ma anche le assenze di coloro che invece sono rimasti. Ci riferiamo particolarmente a due infortunati, Lo Cicero e Johnny, oltre allo squalificato Anas. Per quanto riguarda i locali manca Miseu, che era il capocannoniere solitario, poi è stato scavalcato però soltanto ieri dalla doppietta di Fortino del Rieti, che adesso è appunto capocannoniere da solo. Miseu è stato squalificato insieme con Dall'Onder, pivot, mentre manca da tempo il pivot Fabinho. Bravo in questa circostanza Greco, che si è divorato un po' di gol nella parte iniziale della prima frazione. Bravo anche Mazzocchetti, adesso ha salvato la sua porta dall'insidia Leandro Ferreira. Capisce tutto Alemao, che esce nel momento giusto. Rabol lancia per Greco, questo pallone è al centro, nessuno che agganci, palla che scivola verso il fondo, rischia però Color Max Pescara. Si aspettavano forse il calcio d'angolo, almeno è sembrato così la protesta di Basile, che chiarisce col direttore di gara che è nelle sue vicinanze. Rimessa in gioco questa volta è richiesta dal Color Max, invece l'altro arbitro ha assegnato il tutto a Latina. Rabol ad Alemao, che già funge da ultimo uomo perché c'è il portiere di movimento riproposto dal tecnico Basile, che adesso invita Manichele a tornare tra i pali al posto di Palmegiani, maglia numero 17, autore del primo dei 3 gol che abbiamo visto nel corso della frazione numero 1. Loris Santa Croce. Dudu scarica su Ferreira, difficile trovare varchi della serratissima retroguardia pontina. Dudu si gira, l'idea è buona, la deviazione di Greco in calcio d'angolo. Greco vorrebbe anche palla dal fondo, forse Dudu ha sfiorato, gli arbitri non sono allo stesso avviso. Ancora Greco che interviene ottimamente su Andrea Ferreira, lo precede di un soffio. Andrea Ferreira sarebbe rimasto completamente solo a porta vuota. Loris Santa Croce, Andrea Ferreira si impappina un po', lo mette direttamente in fallo laterale per gli ospiti, che vi ricordo sono in maglia rossa, che non corrisponde ai colori sociali, sono il nero e l'azzurro come la squadra di calcio. Lungo rilancio, colpo di testa, pasticcia un po' ma se la cava comunque Leandro Ferreira. Santa Croce, la palla è buona e poi gli arbitri decidono per una punizione, forse si è aiutato un po' col braccio Santa Croce, che ha proseguito poi, perché il fischio dell'arbitro è arrivato con netto ritardo. Stesso direttore di gara che va a redarguire tutta la panchina del Color Max Pescara senza però ammonire nessuno. Si riparte, no, forse fallo laterale. Attenzione però a Dudu Morgado, la confusione alla rete. Morgado raso terra, palla che si è infilata tra tante gambe. 2-2 al terzo minuto quasi completo della ripresa. Trova il gol del pareggio la squadra del Color Max Pescara. Insomma, 2 giocatori di esperienza che hanno rimesso le cose alla pari. Rasoterra velenoso, non fortissimo, pallone piazzato. Attenzione, altra opportunità per Andrea Ferreira.
C'è un fallo di Santa Croce, ma non è molto convincente questa decisione arbitrale. Comunque è solo il primo fallo, intervento in pressione su Aiello. Dunque 2-2 quando siamo sotto il terzo minuto della ripresa. Adesso in difficoltà il Latina, attenzione, perde palla Dudu, occasione buona per il 3-2, facile Andrea Ferreira che non aggancia, la palla gli passa dietro le gambe e quindi l'appoggio di Dudu sembrava fatta, non porta pane a casa e così si divora il gol del 3-2, una Color Max che è entrata con ben altre idee, soprattutto altra carica, si sta sfaldando la tenacissima retroguardia del Latina che ha retto benissimo per quasi un tempo intero, poi ha subito l'1-2. Adesso 2-2 con gol di astuzia, di mestiere di Dudu Morgado che ha trovato l'angolino giusto, tiro tutt'altro che irresistibile, però molto preciso. A questo serve anche l'esperienza, sicuramente tra i migliori il buon Dudu che sta cercando di sopperire alle assenze dei suoi compagni insieme con una mano che gli dà Andrea Ferreira, autore del primo gol. Ferreira che poco fa non è riuscito ad agganciare il pallone, gli è scivolato alle spalle sull'appoggio assist perfetto, quasi perfetto di Dudu, che sinceramente non gliela poteva dare più avanti perché aveva sulla traiettoria un avversario. E poi anche un aiuto da parte di Coco Smith, il capitano, che sta cercando di registrare i suoi compagni. Andrea Ferreira, gran botta, bravissimo Menichella qui, smanaccia un tiro molto tagliato in diagonale, piuttosto violento, che lui ha intercettato allontanando la minaccia. Sembra un'altra Color Max in questo avvio. Adesso c'è un fallo di mani di Rabol non registrato, si lamenta il pubblico. Ancora Rabol che però non aggancia dopo l'appoggio di Palmegiani. Si è un po' sbriciolata la retroguardia del Latina che sta soffrendo adesso, ci sono più varchi, si riparte da Menichella, è entrato anche Manuel Scarinci, la maglia numero 23 viene superato agevolmente da Rabol e poi la gran botta di punta, straordinario intervento di Mazzocchetti che salva la propria porta, bellissima questa esecuzione di Rabol che aveva eluso l'intervento di un ingenuo Scarinci che in quella circostanza si era fatto superare lungo la fascia. È chiaro che poi crei la superiorità numerica in quella maniera, ma insomma ci sta, giovanissimo Scarinci, un ragazzo molto interessante peraltro. E poi Rabol ha avuto la meglio perché si è cercato e ha trovato il varco, ha puntato all'angolino opposto, bravissimo Mazzocchetti con i suoi riflessi perché il tiro di punta è sempre più veloce rispetto al piattone. 14:47 da giocare, 2-2, risultato sostanzialmente giusto. Color Max che ha rischiato tanto nel primo tempo, ha cominciato la ripresa con un'altra mentalità e ha sfiorato anche il gol del 3-2, anche se poco fa ha rischiato grosso sull'azione di Rabol. Alemão fa tutto da solo, fra due uomini, perde palla con intervento dell'altro capitano Coco. Dudu smista Leandro Ferreira, ancora Dudu, Andrea Ferreira, dialogo che riesce, qualche metro guadagnato, torna il pressing da parte degli ospiti che ci provano anche con Stasino che ha giocato poco, l'appoggio sbagliato, occasione per gli ospiti che non ne approfittano però per questo malinteso tra i due attaccanti, Stasino che stavamo dicendo è entrato da poco e il numero 13 Rabol che pensava di averlo al suo fianco. Coco sotto i 14 minuti ancora da giocare, 2-2. Pierluigi Galliani, palla ancora a lui, ci ha provato nel primo tempo a più riprese, ha un ottimo sinistro, eccolo qua, ci riprova la botta in vena di conclusioni. Galliani sente che è la serata giusta, Menichella però il suo conterraneo, tutti e due abruzzesi, gli dice di no. Angolo, Coco Smith, 13:49, 2-2. Palla al centro, anticipo provvidenziale di Palmegiani
che la spizza prima di Leandro Ferreira, sarebbe stato il 3-2 sicuro. Sbaglia questa volta Coco, l'appoggio a Morgado, sbaglia ancora l'anticipo di Coco Smith, ancora lui si libera, palla porta vuota e questa volta il gol di Leandro Ferreira è inevitabile, 3-2. Bravissimo Coco Smith, colpo di tacco delizioso per il suo collega, era l'unico modo per arrivare in porta perché era chiuso da due avversari. Soffre adesso maledettamente il Latina, sta venendo fuori la maggiore esperienza di coloro che sono, tra virgolette, anche qui sopravvissuti dalla squadra falcidiata che era appunto in partenza il Color Max Pescara. Non parliamo poi del Latina, abbiamo detto più volte, non ha quasi più nessuno. Quindi Leandro Ferreira ha messo dentro la palla del 3-2 quando siamo giunti al 6° minuto e 24 secondi della ripresa. È rimasto a terra intanto, avete visto, un uomo del Latina, però vi diremo fra un po' di chi si tratta. Si rialza Palmegiani che zoppica. Forse si stava lamentando con l'arbitro per un colpo subito che gli aveva impedito di difendere. Non lo sappiamo. Comunque il risultato di 3-2 in favore del Color Max Pescara, che ha ribaltato il punteggio. Fatto già tante cose buone, anche troppe, il Latina per come è messo. Ademao sostituisce il suo portiere che sta riprovando col quinto attaccante, naturalmente la squadra di Basile che adesso ripropone Menichella, e Menichella viene ammonito perché lo scambio con il portiere di Movimento non è avvenuto secondo regolamento, quindi ha lanciato la casacchina non inquadrato, probabilmente non era possibile perché la palla stava altrove, giustamente dice Massimo non avrei potuto neanche se fosse stato Mandraghe, giustamente, però noi abbiamo seguito la scena della munizione, purtroppo per Menichella ineccepibile. Ci dispiace per il ragazzo di Montesilvano che sta comportando bene, che non ha colpe naturalmente sui gol. C'era stato lo scambio con Aiello che indossa la casacchina numero 3, però non riusciva ad agganciare la mano del suo compagno, allora gli ha lanciato la casacchina, cosa che il regolamento non prevede e non accetta. Naturalmente c'è il giallo. Attacco di Dudu, 13 minuti esatti alla conclusione, 3-2 per Colmax Pescara. Chiaro che adesso è tutta un'altra partita, come si dice in questi casi. Dudu si libera del suo avversario che lo insegue, prova la diagonale troppo tagliata dopo aver superato elegantemente con la sua grande classe Matteo Chittaro, classe 2002, è un'altra classe, però stiamo parlando dell'età. Si è fatto male anche Menichella al volto, si lamenta molto il buon Alessio Menichella, anche lui un ragazzo, solo 19 anni. Si lamenta platealmente, no, non è il volto ma è il polpaccio o ginocchio, staremo a vedere, ci manca anche questa, non bastano i guai che ha il povero Piero Basile, che miracoli francamente, oltre a quelli che ha fatto la squadra nel primo tempo, non ne può fare, anche se siamo sotto Natale. Vediamo un po' di cosa si tratta, speriamo che non sia niente di grave, che il magico spray ghiaccio, come succede spesso per i giocatori, riesca a rimetterlo su. Si rialza, non è convinto di stare al meglio, comunque va verso la porta. Gli applausi sportivi del pubblico di casa, anche perché è abruzzese come lo stesso pubblico, quindi quegli applausi vanno tutti ad Alessio Menichella, che si tocca la punta del piede destro
come a voler mettere a posto forse il polpaccio destro, però coraggiosamente torna tra i pali, cammina, sta meglio, bene così, ci fa molto piacere. Intanto c'è questo ragazzo interessante che cerca di andare via due elementi del Color Max, si tratta sempre di Kittarok, che abbiamo menzionato prima, per i suoi 17 anni. Del resto le alternative sono queste per Basile. Il retropassaggio un po' a rischio del capitano verso Mazzocchetti, che si stava spostando lateralmente per ricevere appoggio. Si è fatto male Coco, anche lui zoppica, non sappiamo se alla caviglia ha preso un colpo, ma non crediamo, oppure si è stirato, speriamo di no, perché anche Palusci di guai ne ha fin troppi, gli bastano quelli che ha. Lungo lancio a cercare Andrea Ferreira, l'idea è buona, il lancio di Udù è troppo in profondità. 12:17 da giocare, 3-2, partita ancora assolutamente viva per un Latina che non molla di un centimetro, sta mettendo un cuore stratosferico. Si sa, con i giovani è proprio così, sempre così. Il piacere di lottare per una maglia è superiore a qualsiasi altro pensiero. Una terza giovinezza invece è quella del bravissimo Alemao, se facciamo i conti con la sua anagrafe, ma è un ragazzo straordinario. Infatti questo appoggio bellissimo per Kittamo, che è ingenuo perché avrebbe dovuto girarsi, si sarebbe ritrovato a tu per tu con Mazzocchetti, invece ha preferito arretrare il raggio d'azione, occasione sfumata. Lo stesso Kittamo non aggancia, se ne duole Alemao, che è un giocatore straordinario per classe, qualità, voglia di fare nonostante la sua età. Galliani ci prova, tenta di superare Menichella che si è ristabilito benissimo, quindi tutto superato. Il ghiaccio ha provocato veramente un autentico mezzo miracolo, che gli è andata bene, ha superato le difficoltà. Chissà come sta Coco, che non è comunque rientrato dalla nostra postazione. Impossibile vedere se si sia sottoposto anche all'intervento del fisioterapista o del dottore. Attenzione a Santa Croce, palla al centro, Alemao è dappertutto, è clonato probabilmente perché è veramente ovunque. Coco sta dando dei consigli ai compagni, forse era solo un crampo quello precedente, dovrebbe essere così perché sembra che stia dando istruzioni ai suoi compagni di squadra dalla panchina. Andrea Ferreira, autore di uno dei tre gol con cui il Color Max è in vantaggio, costretto a retrocedere Galliani. Bello il lancio di Dudu, Andrea Ferreira, bellissimo questo appoggio per Galliani che si divora il gol da due passi. Bellissima questa azione, lancio di Dudu, perfeziona tutto con un tocco di prima intenzione. Andrea Ferreira, tanta classe, troppo sicuro di sé Galliani, ci è andato, sembrava gol fatto, l'ha appoggiata, però la palla è terminata fuori, chiaramente di poco. Ci sta provando in tutti i modi Galliani, prima o poi la palla cercherà di metterla dentro e probabilmente riuscirà a farlo se questa è la sua volontà fino in fondo. 10:50 da giocare, bella opportunità poco fa per il Color Max, che adesso subisce di nuovo il quinto attaccante da parte degli uomini in maglia rossa del Lynx Latina, che sta soccombendo per 2-3 quando mancano 10 minuti e mezzo circa alla conclusione di questo incontro. Alemao, praticamente minutaggio totale di Alemao, che naturalmente è esperto come sa dosare le sue forze. Poi parte all'improvviso come spesso fa, conclusione dalla distanza e infelice da parte degli ospiti. Lungo lancio, palla che finisce, il tentativo di Galliani, ancora lui, l'abbiamo detto, traversa anche perché qualcuno l'ha toccata, ci riprova Galliani e poi c'è un fallo fischiato a centrocampo, protesta il pubblico di casa, secondo fallo dei locali. Ma che bella quella occasione di Galliani che ci aveva provato, perché ha visto la porta vuota dal suo campo, veramente sfortunato questa sera, ci sta provando in tutti i modi possibili. Traversa di Galliani, il tiro forse sarebbe terminato dentro, che c'è stata una deviazione, qualcuno ha intercettato, non abbiamo visto chi,
una deviazione, dicevamo, probabilmente decisiva, perché il pallone si è alzato un po', è andato a cozzare contro la traversa, è tornato in campo. Gli sta dicendo male a Pierluigi, però insomma c'è tutta la lucidità accanto alla volontà di segnare, metterla dentro. Lui che è un ottimo sinistro, molto violento. 2 volte gli ha detto no Menichella nel primo tempo, stavolta dalla traversa, poco fa ha sbagliato lui da distanza ravvicinata. Palla comunque tutt'altro che semplice, perché di prima a volo non è mai facile. Leandro Ferreira che ha segnato il gol del 3-2 sul delizioso colpo di tacco di Coco Smith, che però non è rientrato. Ancora Galliani, vena giusta del giocatore di Chieti che sta disputando una più che buona gara, manca solo la soddisfazione del gol. Peggio sempre inchiodato sul 3-2 Dudu Morgado, decisamente un'altra Color Max Pescara nel secondo tempo, ce l'aspettavamo, non poteva essere la squadra vista nella prima frazione. Non arriva in tempo Leandro, non può evitare il fallo laterale, la rimessa in gioco è per la squadra pontina, che ha segnato i 2 gol al quinto e all'8° minuto del primo tempo, prima con Palmegiani poi con Alemao, dopodiché non ha realizzato più nulla. Alcuni salvataggi anche di Alemao sulla linea, anche la prima frazione. Poi è arrivato il 2-1 di André Ferreira quasi allo scadere del primo tempo, ripresa decisamente diversa con un Color Max Pescara che sta giocando decisamente meglio, ha trovato la via della rete prima con Dudu al terzo e poi al sesto con Leandro Ferreira. Bella questa conclusione tentata da Greco, anche se poi centrale. Ancora Greco che va a recuperare sul tentativo di appoggio in direzione di André Ferreira. Leandro Ferreira se ne va, si incuna fra 2 uomini, subisce fallo, protestano il pubblico e lo stesso Leandro Ferreira che dice mi hanno trattenuto, adesso proteste eccessive e viene ammonito. Così fanno gli arbitri, non vedono il fallo, non lo fischiano e poi ammoniscono per proteste. Certo non si può protestare, però probabilmente gli hanno dato il vantaggio, ma insomma vantaggio fino a un certo punto, perché poi si è dovuto allungare il pallone e quindi il pallone l'ha perso. Non è stata una felice intuizione dell'arbitro fiorentino più che Falcone, poi si è trovato anche nelle condizioni di doverlo ammonire per protesta. Come si dice, oltre il danno la beffa. Comunque la direzione arbitrale è assolutamente ininfluente sull'andamento della partita, che vede un Alemao ancora sempre molto pronto, ospiti che guadagnano un calcio d'angolo con Greco sul tentativo di Rabol. Si riparte da Alemao, sempre molto bravo Alemao, attenzione alla conclusione, ribattuta e salvata da Mazzocchetti, contro attacco ancora Alemao, magnifico sull'anticipo di André Ferreira, sarebbe stato gol fatto perché la porta sarebbe rimasta completamente libera. Che giocatore Alemao, pazzesco quello che sta facendo, e c'ha 43 anni, però la porta è vuota, attenzione, e poi la deviazione sotto misura di Leandro Ferreira, 4-2 quando mancano 7,51 alla conclusione di Leandro Ferreira. Il lancio di Dudu dalle retrovie, la spizzata sotto misura di Leandro Ferreira, doppietta per lui. Che cosa è successo? Non abbiamo capito, si consultano i 2 arbitri. Non abbiamo capito perché stiano discutendo i 2 arbitri che si riconsultano. Non è proprio il massimo della bella figura, francamente. Si chiariscono. Obiettivamente sarà colpa anche nostra, ma non abbiamo capito. Adesso si lamenta Piero Basile, ma
Ci scusiamo anche con chi ci sta seguendo, però non abbiamo capito il motivo della protesta del Latina. C'era sembrato un gol regolarissimo, col lancio di Dudu e la spizzata di Leandro Ferreira, a meno che non abbiano ravvisato un fallo di mani, ma noi abbiamo visto un colpo di testa. Se ci siamo persi qualcosa chiediamo scusa a chi sta seguendo da casa, magari ha visto meglio di noi che siamo qui. Però Basile ha tirato fuori una risata sarcastica, chiaramente. Intanto adesso attenzione, perché Palmegiani ha sfiorato anzi è stato Aiello. No, abbiamo visto bene Palmegiani, il gol del 4-3. Adesso siamo sul 4-2 per i locali, gol di Leandro Ferreira, doppietta per lui. Palla André Ferreira adesso. La conclusione di Coco Smith, che si è ripreso, quindi era solo un crampo. Bravo Menichella a dirgli di no, calcio d'angolo. 6:52 da giocare, partita ancora aperta, 4-2, ma non segna più la formazione di Basile. Basile che si è lamentato, cercheremo di capire magari con un time out cosa volessero i giocatori e anche il tecnico del Latina. Può darsi ci sia sfuggito qualcosa. Francamente ci era sembrato tutto regolare. Lungo lancio in direzione di Dudu. Rimessa in gioco per il Latina. E c'è un time out richiesto dalla panchina del Latina. Mi dicono che il Latina protestava perché la rimessa sarebbe stata direttamente dal fallo laterale, ma il pallone è stato nettamente toccato di testa da Leandro Ferreira, l'abbiamo visto tutti, quindi anche se così fosse stato il gol a tutti i crismi della regolarità. Questo è quanto ci hanno riferito, ci siamo informati, se poi c'è altro francamente non possiamo aggiungere nulla. Ormai è fatta, comunque siamo sul 4-2, il tempo c'è a disposizione del tecnico Basile per rimediare, ma la squadra sta dando molto di più di quello che si potesse immaginare. Vanno fatti soltanto i complimenti a tutti i ragazzi che si sono presentati qui al Pala Rigopiano contro una Color Max comunque molto rabberciata, l'abbiamo detto tante volte, e con, sempre mi riferisco al Latino, un Alemao, giocatore veramente che merita tutti i nostri apprezzamenti per quello che ha fatto da sempre, ma anche in questa partita, ribadendo le sue doti infinite. Classe 1976. Eccolo qua il capitano. Tra l'altro ha segnato anche un gol, non lo dimentichiamo, uno dei 2 gol su punizione. Adesso un fraseggio classico con l'uomo in più. Portiere di movimento, è chiaro. Piazzata la difesa del Color Max, che ci proverà fino in fondo a metterla dentro dalla distanza, dalla sua metà campo, all'occorrenza, se riuscirà a strappare qualche appoggio sbagliato dai piedi degli avversari. 5:40 da giocare. Palla fatta girare su entrambi i fronti. La conclusione, palla deviata in calcio d'angolo, Greco all'esecuzione per il Latina. Retropassaggio sempre a cercare Alemao. Sempre lui.
sposta il gioco sul fronte sinistro. Aiello che ridà palla, starà pensando anche a una conclusione personale, ci mette troppo tempo Palmegiani, consente a un attento Pierluigi Gagliani di intervenire e mettere in angolo. Chittamo, eccolo qua, maglia numero 35, un altro ragazzino imberbe che ci sta mettendo tanto cuore. Alemao, di nuovo Palmegiani, di nuovo qualcuno che lo ferma, in questo caso il capitano Coco Smith, Luis Anderson, anche lui come il suo avversario collega capitano, un giocatore fantastico per continuità, va verso i 35 anni proprio in questi giorni, ce n'ha 8 di meno di Alemao, ma il percorso è quello. Coco, se continuerà così, potrà giocare sicuramente fino a 40 anni, anche per serietà, per impegno e tutto il resto. È un esempio davvero, l'ex acqua e sapone, e non solo. Si riparte dalla formazione ospite, solito te la do e me la dai. Riparte però il punto di riferimento, che è sempre lui, Alemao. Cerca un'opportunità, un'idea, ci prova, vediamo un po', finge il tiro, però Coco per poco non sguscia d'anticipo al momento giusto e si avvia verso la porta avversaria, palla che termina però sul fondo per la rimessa in gioco di Alessandro Aiello, classe 99. La smistata sulla sinistra, Aiello, Alemao, 3 minuti e mezzo, 4-2 per i locali, ve lo ricordo, parziale. Si oppone André Ferreira, un tentativo di Rabol, dell'ungherese, palla per Palmegiani, il suo mancino è completamente fuori misura. Entra anche Sportoletti, che non ha fatto nessuna apparizione fino a questo momento, entra tra i pali. Attenzione Leandro Ferreira, alla conclusione il gol di Dudu Morgado, doppietta anche per lui, 5-2, e la partita si mette veramente in grande salita per la squadra di Basile. Daniele Sportoletti, per essere più preciso, abbiamo detto bene, anche lui giovanissimo, classe 2002. Giusto far giocare tutti, ora ha pensato il tecnico Basile, a cui non si può assolutamente rimproverare nulla, anzi applaudirlo per essere rimasto a posto suo. Gagliani serve questo ottimo pallone per Coco, che ci prova dalla distanza, porta è vuota, sfera fuori di 1 metro, non di più, 2,42, 5-2. Difficilmente potrà essere ribaltata, anche se poi il calcio a 5 è pieno di sorprese fino all'ultimo secondo. Ma la Cormax ha disputato un ottimo secondo tempo, completamente opposto, diametralmente opposto a quello che ha fatto vedere in avvio Storton nel primo tempo, quando il Latina è passato in vantaggio con merito, ha giocato meglio, ha chiuso tutto quello che poteva chiudere, ha avuto anche diverse occasioni, poi nella ripresa troppa gioventù, pochissimi cambi, una certa consistenza a disposizione di Basile, che deve fare a meno di tanti giocatori che hanno invece vestito la maglia nerazzurra nella prima parte di questo girone di andata. Era tutt'altro Latino. Niente da rimproverare a questo manipolo di ragazzi che ha davvero orgogliosamente onorato, anche qui non voglio fare retorica ma è giusto sottolinearlo, la maglia della squadra pontina, che sta subendo a 1 minuto e 49 questo passivo eccessivo, anche forse nelle dimensioni.
5-2. Deve ribattere Mazzocchetti perché il pallone deve uscire dall'area secondo il regolamento. Intanto approfitto anche per ricordare i marcatori. Nel primo tempo un 1-2 del Latina che ci aveva provato a più riprese fino a trovare la via del gol con Palmegiani al quinto e all'ottavo con Alemao. Dopodiché al 50 secondi alla conclusione del primo tempo Ferreira accorcia per i locali che segnano e dilagano nella ripresa al terzo con Dudu, al sesto con Leandro Ferreira che sigla un altro gol al 12° fino al 5-2 a firma di Dudu Morgano. Gara che si va spegnendo ormai, si tratta solo di controllarla per quanto riguarda il Color Max Latina, mentre Pierluigi Galliani, che ha provato più volte di segnare il gol stagionale, sarebbe anche il suo gol personale storico, ci ha provato, la cosa non è riuscita, vuoi per interventi Menichella, ma ancora più clamorosa la traversa colpita qualche minuto fa dopo una deviazione, palla sarebbe finita all'incrocio dei pali. 1 minuto e 10 secondi alla conclusione, gara virtualmente conclusa con Latina che ci prova generosamente a siglare almeno il gol che manca nel corso della ripresa che vede un parziale di 4-0 per i locali, in totale 5-2 considerando la prima frazione. Alemao cambia lato, ancora Alemao, poi centralmente D'Aiello, ancora Alemao, pensa al tiro e lo effettua, gran botta, grande intervento però di Mazzocchetti che dice di no, poi palla che viene allungata verso la porta, evita il tutto Greco, evita il 6-2 che sarebbe stato sicuramente eccessivamente pesante per la squadra pontina, mentre applaude il pubblico con largo anticipo. Mancano solo 27 secondi, applausi soprattutto per il secondo tempo della Color Max Pescara che inanella il sesto risultato utile consecutivo con 3 vittorie e 3 pareggi. Palla che finisce in calcio d'angolo, intanto dettagli ormai che mancano alla conclusione. Retropassaggio ad Alemao che la finisce qui, la conclude qui. Applausi del pubblico, ormai gli ultimi secondi scorrono lentamente, il risultato finale di 5-2, 5, 4, 3, 2, 1 secondo e siamo sul filo della sirena. Ricordo il risultato finale: Color Max Pescara batte Lynx Latina che al nono KO nelle ultime 10 gare per 5-2, primo tempo 1-2. Grazie allo staff tecnico rappresentato da Massimo Lupacchini, a tutti grazie e buonasera. Risultato finale: Color Max 5, Lynx Latina 2. A risentirci fra 2 settimane quando la formazione locale tornerà a giocare in casa alla vigilia di Natale. Grazie e buonasera.